ragazzi, anche nella terra del Lugana è tempo di vendemmia, che è una vendemmia storica da queste parti, perché pensate che le prime notizie dell'uva che viene raccolta qui, il Trebbiano in particolare, risalgono addirittura all'epoca romanica. Però è soltanto tra virgolette ovviamente, dal 1967 che esiste la DOC, la denominazione di origine controllata, che tra l'altro, ve lo anticipo, è una denominazione particolarmente fortunata, perché il successo che stanno riscontrando i vini che nascono da questa terra negli ultimi anni è veramente importante. Ma andiamo alle origini, andiamo da chi questa DOC la disegnò, la volle e adesso i suoi figli continuano a portarla avanti insieme agli altri produttori del territorio. La storia parte da molto lontano, parliamo del 1964. A casa di mio papà si radunano il professor Michele Vescia, appunto mio papà, e l'ingegner Turlini e disegnano quella che sarà poi la zona del Lugana, che verrà definitivamente promulgata come denominazione di origine controllata nel 1967. Si parlava di una zona che il papà definiva unica perché? Perché c'erano queste argille a macchie di leopardo molto stratificate, che secondo lui conferivano al vino questa meravigliosa mineralità, questa longevità, questa asprezza. Devi calcolare che le nostre sono zone molto dure da lavorare. Nei periodi di siccitosi la terra è praticamente spaccata dal sole, è durissima. Nei periodi di pioggia diventa fango. Ma tu devi pensare che è proprio questa difficoltà che rende i vini così particolari e un po' così unici nel loro genere. 60 anni fa era un vino che era conosciuto nella parte diciamo lombardo-veneta, e un po' come tutti i vini dell'epoca aveva una grande territorialità nella sua diffusione. Dopo, nel tempo, abbiamo avuto la possibilità anche di quello che è stato il turismo negli anni 60, 70, 80, di far conoscere questo prodotto a chi veniva a trovarci. E questo ha dato la possibilità a Lugana di essere conosciuto, di creare valore e ricchezza nel senso più lato del termine alla zona, e quindi incominciare un percorso di ricerca, di valorizzazione e anche di capacità non solo di analizzare la tradizione del Lugana com'era, come veniva interpretato da chi praticamente lo ha reso alle origini, ma anche capire come poteva essere interpretato attraverso la scienza, attraverso quello che è l'analisi dei terreni per come sono composti e le potenzialità del vitigno. Quando si parla di Lugana inevitabilmente viene in mente il lago di Garda, perché insomma questa zona viticola si affaccia proprio sul lago. Ma come mi hanno ricordato Francesco e Michele, l'entroterra di oggi non è esattamente quello di 60 anni fa, quando qui l'agricoltura era poco più che vocata alla sopravvivenza, alla sussistenza. Loro l'hanno vista cambiare questa zona, sono stati tra gli artefici del cambiamento in senso positivo, perché il turismo e l'agricoltura si sono entrambi fortemente specializzati viaggiando a braccetto, ed è stato un cammino che continua ancora oggi. Il vino ha rappresentato, insieme al turismo, non solo un valore aggiunto in termini economici, ma un valore aggiunto in termini culturali, perché noi sappiamo benissimo che oggi la gente, il turista è molto cresciuto, non è più un turista occasionale che si sposta per andare a vedere soltanto il lago, ma è un turista che ha bisogno di capire cos'è l'enogastronomia, di cos'è la cultura di un territorio, e il vino ne è parte integrante di tutto questo. Abbiamo un calice di Lugana. Cosa definisce la tradizione e cosa esprime l'innovazione? Da che cosa si capisce? Guarda, la tradizione in un calice di Lugana la vedi, la senti, la intuisci, soprattutto per la spiccata acidità, diciamo, del vino, che è proprio la caratteristica fondamentale della Turbiana, questa capacità appunto durante la beva del Lugana di sentirsi sempre la bocca estremamente salivata e quindi una grande piacevolezza nella beva, che è proprio una caratteristica tipica del vitigno della Turbiana. E un'altra cosa che invece è
l'effetto, la risultante di tutto il lavoro che è stato fatto per migliorare le caratteristiche di questo prodotto è anche, diciamo, la espressività al naso del prodotto e del vino, del Lugana, che adesso assolutamente in tutti i produttori della zona è stata maggiormente valorizzata, e questo è appunto frutto delle nuove tecnologie e delle capacità di capire come questo vitigno, la Turbiana, possa esprimere anche al naso il suo grande potenzialità, che una volta era più che altro intercettato nel gusto, ecco. Avevo già voluto farvi conoscere questa cantina qualche tempo fa perché mi aveva attirato la sua particolarità, innanzitutto nella struttura, perché come vedete queste linee moderne essenziali sono diverse rispetto ai canoni con i quali siamo di solito abituati a concepire una cantina, che rimane tale perché questo è innanzitutto un luogo di produzione del vino di altissima qualità. Ma il bello è che qui si sposa l'arte contemporanea. Infatti al suo interno c'è tutta una serie di opere di autori moderni che rispecchiano la passione di Francesco, di Michele, trasmessa dal papà per questo particolare tipo di arte. Ma è una passione che si può vivere anche all'esterno, perché nel giardino proprio antistante alla sede della cantina ci sono delle opere importanti, anche imponenti, sempre di autori moderni, contemporanei. E poi c'è questa cornice, vedete? Pensate che da lì, da dove mi trovo io, nei giorni limpidi si può vedere addirittura il Monte Baldo, un'opera d'arte messa in cornice, ma siccome oggi purtroppo non è una giornata limpida, vi dovete accontentare di questa opera d'arte. E poi la cornice si oltrepassa, e lo facciamo perché voglio farvi vedere un'altra cosa che risponde sempre a un concetto produttivo e filosofico di Francesco e di Michele. Vedete laggiù? Laggiù c'è la barricaia. Sopra è stato fatto un terrapieno con una importante presenza vegetale, e questo sia per una questione di rispetto di impatto paesaggistico, ma anche perché la terra, la natura in questo caso, funge da termoregolatore per permettere un migliore affinamento del vino. Insomma, una volta che si viene qui, visitare la cantina non è più soltanto un esercizio piacevole, per carità, di degustazione. Diventa un'esperienza a tutto campo che ti può trascinare anche in un mondo magico da capire e da interpretare. Tu devi pensare, Stefano, che la nostra azienda Ottella esiste dalla fine dell'Ottocento. Nel 1905 eravamo già segnalati, come la letteratura scrive, come i primi produttori di Lugana in terra veronese, e quindi tu sai che Lugana vive tra terra bresciana e terra veronese, ma nel veronese noi eravamo già presenti. E da allora la storia dell'Ottella è cresciuta. Nel 1960 eravamo già dei piccoli imbottigliatori, ma ricordo soltanto locali. Il papà è stato un grande appassionato di questo territorio e produttore di vino. È dai primi anni '80 che invece siamo diventati a tutti gli effetti produttori in senso internazionale. Quindi diciamo il nostro prodotto è diventato un prodotto di riferimento sia in ambito italiano che in ambito internazionale. È voluto dire tanto portare avanti il sogno di papà, perché per noi è vita, è identità, è un modo di essere, è il piacere e la voglia di dare a questo territorio una interpretazione, un modo di essere che ne dia valore, e questo valore è fondato dai valori, i valori che ci ha insegnato nostro padre, che sono profondi, sono molto semplici e universali, e si traducono nel prodotto, ma si traducono anche nell'essere buoni custodi di questo territorio che per noi esprime la nostra vita. È sempre un'esperienza venire in questa cantina nel primo giorno di vendemmia, che anche se siamo a settembre ben inoltrato, c'è ancora un caldo pazzesco. Un po' d'acqua ci vuole, vediamo, c'è nessuno qua che dice. Acqua, Lugana. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata.